Terremoto in casa al Caracas, dove negli ultimi giorni si sono succeduti degli scossoni significativi che potrebbero ridisegnare l'intera geografia societaria. Ma partiamo con ordine. Dopo un breve periodo di convalescenza, la presidente Sonia Giordano è ritornata in sede per riprogrammare la prossima stagione biancazzurra. Si è provveduto nel frattempo ad iscrivere il club al campionato d'eccellenza, scegliendo anche il nuovo allenatore nella figura di Pippo Romano e confermando alcuni giocatori della scorsa stagione e concludendo anche con l'ingaggio con alcuni nuovi. Sin qui tutto normale, ma negli ultimi giorni ecco arrivare la novità. Riunioni, incontri, infine la decisione finale di rivedere lo status societario in toto. Praticamente i soci di minoranza, Salvatore Bottone e Giancarlo Rosato, che detenevano complessivamente il 4% delle quote, si sono trovati costretti, si legge in una nota diramata dagli stessi interessati, a formalizzare il totale ed immediato disimpegno da ogni attività connessa alla gestione dell'attività sportiva dell'Acregas, rimettendo tutto nelle mani della dottoressa Giordano, ogni ulteriore determinazione e responsabilità del proseguo. Il perché è presto spiegato, sempre dagli stessi Bottone e Rosato. Infatti loro affermano: la dottoressa Giordano, un socio di maggioranza al 96%, intende proseguire autonomamente nella gestione della stagione sportiva 2021-2022 e quindi cedere la propria quota di partecipazione a soggetti terzi non meglio conosciuti che avrebbero manifestato interesse a rilevarla entro il giorno 2/8/2021, praticamente nella giornata di questo lunedì. La situazione è chiarissima ed entro la giornata odierna l'Agragas dovrebbe cambiare pelle. Pronta la replica del Giordano, che rivolgendosi espressamente ai tifosi biancazzurri esterna sicurezza e fiducia nell'operazione. Questa invece è la breve nota della presidente biancazzurra. La presidente Sonia Giordano rassicura i tifosi che l'Agragas avrà un futuro roseo e con persone disposte ad investire ed aiutare economicamente il club. In arrivo vi sono anche nuovi e importanti sponsor. Entro questa settimana sarà indetta una conferenza stampa dove la presidente Sonia Giordano presenterà il nuovo assetto societario e nella quale sarà ristabilita la verità. E poi conclude dicendo: i tifosi dell'Agragas meritano sempre trasparenza e soprattutto verità che evidentemente non appartiene a tutti. Dunque sono momenti di grande fibrillazione nell'ambiente acragantino, ma anche di grande curiosità per conoscere i futuri soci biancazzurri e di conseguenza anche i piani di rilancio del club. Di certo sarà un'estate molto ma molto bollente.